Ma sei fuori gioco, non andare via, sei fuori gioco. Gol. Se vede da per tutti i cantoni. Vai Carli. Madonna. Risultato finale, calcio di Ritornello 4, Unione Sportiva Passanese 1. Vittorio Veneto doveva qualificarsi, questo aveva chiesto la società, ne parliamo con il capitano Arianna Fattorella. Arianna, è stata una partita dove il Vittorio Veneto praticamente ha dominato per quasi tutti i 90 minuti, raccontaci un po' la tua. Allora sì, questa partita serviva per qualificarci alla Coppa e era l'obiettivo e direi che l'abbiamo raggiunto a pieno, abbiamo fatto il nostro gioco e ci siamo portati a casa la vittoria di questa partita. Mister, nel pre-partita aveva chiesto certe cose sul campo a voi, secondo te come sono andate e secondo te come avete costruito questo gioco? Allora, abbiamo fatto il nostro gioco durante tutta la partita, ci siamo trovate, abbiamo cercato gli spazi, gli 1-2 e gli inserimenti e si sono visti i risultati. Mister, Vittorio Veneto è qualificato alla fase a gironi della Coppa Veneto, domenica c'è il triangolare, ma veniamo oggi perché era importante per il Vittorio Veneto qualificarsi, è stata una partita ben gestita dalle ragazze, un tuo commento? Sì, era la prima partita sostanzialmente, quindi mi è piaciuta la fase di possesso, mi è piaciuta la fase di inserimento dei centrocampisti, abbiamo fatto una partita dove penso che abbiamo meritato di vincere perché l'abbiamo giocata sempre in attacco contro una buona squadra che troveremo e che abbiamo trovato l'anno scorso e vabbè, siamo partiti avanti. Sì, era il primo impegno, diciamo, ufficiale dopo il torneo di domenica scorsa che è stato sospeso e c'è ancora bisogno sicuramente di minuti sulle gambe. Domenica sicuramente ci sarà una prova da affrontare con il giusto piglio perché la fase a gironi si qualificherà una squadra. Sì, nonostante tutto questa è la prima ripartita, ripeto, da 90 minuti, per cui metà delle ragazze, 6 ragazze hanno fatto 90 minuti, e le altre hanno potuto giocare buoni 60-70 minuti perché i cambi li ho fatti dopo. E mi è parso che dal punto di vista fisico eravamo all'altezza e c'è da lavorare su tutti i fronti, su tutte le linee e comunque abbiamo cominciato bene, insomma.